Amiche e amici di Sporti Più, buongiorno, ben ritrovati, una nuova colazione questa mattina e parliamo di quello che è un percorso che si sta costruendo con attori protagonisti vari, un percorso dedicato al mondo ovviamente dello sport, ma un mondo dello sport dove al centro deve essere reinserito il mondo giovanile. E quindi questa mattina è qui con noi Don Gabriele Vrec, responsabile dell'ufficio sport della diocesi di Verona. Buongiorno Don, ciao. Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti. Allora, donna, io ho fatto questo piccolo inciso, questa piccola introduzione, un percorso che è nato poco meno di 2 anni fa con il CONI Verona, che vede protagoniste la diocesi di Verona, il tuo ufficio, ma non solo, vede protagoniste le società sportive del territorio, vede protagonisti gli sportivi e l'obiettivo è mettere al centro i giovani. È corretto? Ho fatto una sintesi un po' veloce. Assolutamente sì, diciamo che questo terreno è stato preparato diverso tempo fa con chi ha portato avanti questo ufficio con dedizione. C'è una lunghissima tradizione sportiva nel nostro territorio. La Chiesa si è sempre fatta presente, soprattutto a Verona e in provincia, proprio per rendere visibile questa presenza. Ma ciò che è più interessante in questi ultimi anni è questa sinergia che si è creata proprio con l'esperienza del CONI, con voi di Sport di Più Magazine e tanti attori che sono sul territorio, mettendo come focus i giovani. Quindi io confermo la tua introduzione, dico che l'evento scatenante è stato il manifesto sportivo che è stato fatto a più mani tra CONI e appunto l'ufficio sport della diocesi, che ha in qualche modo spalancato ancora di più questo lavoro che è in atto da tanti anni. Io ti ringrazio intanto che hai nominato chi ti ha preceduto e mi permetti di fare un nome di Don Andrea Giacomelli che ti ha preceduto in questa Certo, opera di semina sul territorio, era sempre certo, molto, molto disponibile e se stiamo raccogliendo questi risultati anche per quello che ha fatto lui, per questa semina assolutamente. continua che ha fatto. Allora, entriamo un po' nel merito. L'hai detto, questo manifesto dello sportivo. Il primo convegno lo scorso anno al Pioneering Center, dove si parlava, si è introdotto questo argomento, no? Vincere, Sì. perdere, l'avversario, il giovane, con la presenza di tanti, tanti rappresentanti delle società sportive e anche di persone qualificate che hanno portato la loro testimonianza. Una di queste è il vescovo Domenico, il vescovo di Verona, che ogni volta che parla lascia sempre qualcosa di importante e di interessantissimo per quanto riguarda lo sport. Certo, l'idea del convegno non è appunto un qualcosa di teorico. Tante volte noi sentiamo nei nostri ambienti che ci sono tantissime occasioni di incontro e sembrano parole in qualche modo che poi rimangono lì. Il convegno è la possibilità, fatto tra il mese di ottobre e il mese di novembre, di guardare un po' l'anno sportivo e di cercare di interrogarsi su fatti e situazioni che capitano sui campi da gioco. Quindi se l'anno scorso la domanda è qual è la vera vittoria e il focus abbiamo cercato di guardare insieme i giovani protagonisti, i giovani atleti, ci siamo resi conto che per rispondere a questa domanda qual è la vera vittoria, dobbiamo in qualche modo intercettare il mondo degli adulti, tutto il mondo degli adulti, che quindi gli allenatori, i dirigenti, gli assessori allo sport, tutti coloro che si occupano dal punto di vista adulto di questa esperienza, ma anche e soprattutto i genitori. Quindi il secondo convegno che è stato appunto adesso nel mese di novembre ha portato avanti un'intuizione nata l'anno scorso che ha fatto seguito a dei fatti molto concreti sul nostro territorio. Natale dello Sportivo, l'esperienza in fiera che abbiamo vissuto a marzo, e anche esperienze poi che nascono sul campo, riflessioni necessarie per rileggere la propria azione educativa sui campi.
Eh sì, lei ha anticipato, no, questo convegno del 19 e del 23, scusa, novembre scorso. Il titolo molto impattante: Adversus non è nemico, l'avversario non è un nemico. E come hai detto tu, c'è questo linguaggio sempre più incalzante, dove per vincere, se si vince si è qualcuno, se non si vince non si è nessuno, e per vincere a volte si è anche disposti a annientare l'avversario, non semplicemente sconfiggerlo sul campo, ma anche arrivare a situazioni che vanno oltre l'aspetto umano e l'aspetto sportivo. E come dicevi tu, siamo noi adulti che diamo questi riferimenti ai giovani. Assolutamente sì, una delle riflessioni centrali del convegno le ha poste proprio il vescovo, dicendo che adversus, l'avversario non è nemico, nel senso che ci pone una questione molto importante, che è la questione del limite. Cioè che io non sono onnipotente, che nella dimensione del gioco l'altro che è il mio avversario mi pone un limite. E il limite non è sempre negativo. Il Ah, limite a no. volte, anzi, mi fa crescere, è un'occasione perché io vada più in profondità di me stesso e anzi cresca di più. E guardando questa esperienza qui dell'avversario, ci siamo anche domandati con il professor Bolis e le altre testimonianze come tenere insieme la dimensione della persona e la dimensione di un'altissima tecnica. È stato molto interessante guardare questo, perché lo Assolutamente. sport non sia spaccato in se stesso, cioè da una parte soltanto la dimensione tecnica e dall'altra invece semplicemente una dimensione inclusiva della persona di cui tutti siamo d'accordo. Come facciamo a tenere insieme le due dinamiche? È stato molto, molto interessante ascoltare appunto questi relatori che ci hanno aiutato. Presto saranno disponibili gli atti del convegno e anche tutta la ripresa affinché nelle società sportive non si facciano delle chiacchiere, ma si riprendano questi nuclei fondamentali e si tengano conto. Cioè il punto che tante volte noi non consideriamo perché presi un po' dall'organizzazione, ci perdiamo nell'aspetto organizzativo e non ci chiediamo più davvero come approcciare i ragazzi e come stare con loro. Hai proprio ragione, anche il linguaggio, io lo dico spesso, noi dalla nostra parte abbiamo sempre questo concetto che i giovani non sono più i giovani di una volta, che non ci capiscono, ma perché non ci capiscono? Forse siamo noi che non abbiamo il linguaggio giusto per entrare in sintonia con loro. Allora anche lì il linguaggio, dobbiamo un po' anche noi stare al passo con i tempi. È vero che non abbiamo le dinamiche rapide che hanno i giovani, però noi dobbiamo cercare di entrare in queste dinamiche perché solo in questo modo riusciamo poi ad intercettare anche i loro bisogni. Un'altra cosa, ascoltare. Tante volte non lo facciamo più e dopo ci chiediamo perché i ragazzi non ci parlano. Beh, insomma, anche questo è un punto di riflessione molto importante. Assolutamente sì. Il frutto del convegno più bello è che una persona ci ha scritto nelle ore successive al convegno dicendo anch'io voglio nella mia realtà una riflessione del genere. Quindi vuol dire che se uno torna a casa con un desiderio di guardare così il mondo dello sport, cioè guardare i ragazzi in un certo modo, e guardare la persona del ragazzo e dell'atleta, più che la prestazione che assolutamente poi ci deve essere, è interessante perché uno torna a casa e dice ci sarà nella mia realtà un altro adulto disposto a guardare così, a mettere in campo tutte le situazioni che, anche le criticità che nello sport incontriamo. Allora questo secondo me è il nostro lavoro. Il lavoro iniziato, come dicevamo all'inizio, anni fa da questo ufficio, da Don Andrea e chi per lui lo ha preceduto ancora e che ha seminato in questa prospettiva, adesso si tratta proprio di continuare a lavorare per creare delle occasioni comuni, ma allo stesso tempo sostenere chi lavora nello sport, nelle singole realtà e dare degli strumenti di riflessione, di valutazione, di verifica. Senti, Don, la domanda che ti faccio, hai già un po' risposto prima, no? È un po' provocatoria, ovviamente. Parlare tanto
poi dopo però bisogna mettere in pratica le cose. Allora, i convegni hanno un senso o è solamente un modo per autocelebrarsi e per parlare? Ma io diciamo che i convegni li vedo in questa direzione, come delle occasioni di rilancio di un lavoro e di ripresa e di verifica cioè, appunto del lavoro precedente e di rilancio per un lavoro futuro. Quindi i convegni nati non devono essere battere l'aria, ma devono partire questi convegni qui, queste domande e questi temi sono nati sul campo. Però è necessario fermarsi, verificare l'opera anche attraverso delle riflessioni fondative. I relatori di questi convegni sono di altissimo profilo perché scelti, selezionati, perché possono aiutare lo sport veronese a rispondere delle esigenze che lo sport veronese ha, criticità, fatiche, opportunità. Il convegno è necessario per questo, quindi diciamo che anch'io rifuggo da simposi o convegni che rimangono appesi in aria. Diciamo che questo invece colgo già dei frutti, quello che dicevo prima, di un adulto che torna a casa e dice: Anch'io tentativamente voglio guardare, approcciare il mondo della mia amministrazione, in caso di politico, piuttosto che la mia società sportiva, così. È chiaro che c'è bisogno, come dire, di fare rete, cioè di cercare adulti che nello sport guardano così. L'idea del convegno è anche questa, io dico sempre in modo provocatorio, in tanti convegni la cosa più importante non sono le relazioni, cioè dei grandi relatori, ma il coffee break. Perché? Nel coffee break ci incontriamo e ci guardiamo e ci diciamo, ma tu come vivi questa roba qui? Quindi il coffee break noi cerchiamo di curarlo molto bene già dall'accoglienza, ci Sì. teniamo molto, proprio per questo aspetto, per dire guarda che vengo a trovarti, guarda che la possibilità di guardare insieme questa cosa anche nella tua realtà c'è. Questo è il lavoro del manifesto, dell'indagine conoscitiva e di tutte le cose che sono nate in questi anni, ecco, tra Coni Verona e gli altri amici e poi l'ufficio della curia e anche l'esperienza del vescovo. Ecco. Questo è quello che io posso condividere con voi. Quindi assolutamente convegni sì dentro questa dinamica. E altri momenti di incontro, un altro momento di incontro importante è sicuramente il Natale dello Sportivo, un altro momento in cui ci si trova, ci si rivede, si fanno le due parole, si creano presupposti per poi iniziare o proseguire un rapporto. Il Natale dello Sportivo, lunghissima tradizione, ogni anno si rinnova e credo che ogni anno sia sempre più stringente un richiamo da parte del vescovo davvero a anche grandi riflessioni, perché lo sport non sia semplicemente un'attività di consumo, ma un qualcosa che rilanci l'incontro con l'altro. Credo che il vescovo Domenico su questo, ma anche tutti i vescovi che lo hanno preceduto, ma diciamo che il vescovo Domenico è un vescovo particolarmente Sì. sportivo, che ha molto a cuore lo sport e quindi il richiamo del vescovo sarà sicuramente a andare più a fondo sul lavoro lanciato al convegno, lanciato in altre occasioni, ma proprio per una riflessione più ampia. Credo che sia un'esperienza di comunità, cioè attorno al vescovo è una delle poche città italiane che hanno questa tradizione lunghissima attorno al vescovo anche con molti non credenti, molte persone di altre religioni, ma il punto che è riconosciuto nella terra dello sportivo come un punto in cui, un punto di luce, potremmo usare la metafora della lettera del vescovo, un punto di luce per poter vivere nelle società sportive con questo sguardo. Altra provocazione, forse mancano un po' le società professionistiche in questo manifesto, in questo percorso, o sbaglio? Questo lavoro funziona appunto da un adulto che vuole fare un lavoro, cioè nel senso che io non ho la preoccupazione di raggiungere le società professionistiche a meno che uno all'interno della società professionistica dica questo è interessante per me, perché quello che ci siamo detti al convegno nelle conclusioni è che desidero vivere io con questo sguardo. Noi non potremo cambiare le società professionistiche
o le realtà sportive o le federazioni perché dal punto all'alto arrivano le indicazioni. Queste cose non sono mai successe, non succederanno mai. Bisogna dal di dentro, cioè questo lavoro è un lavoro anche molto personale. Se un adulto torna a casa acceso, con questo sguardo e muove la sua realtà, il luogo dello sport diventa significativo perché c'è l'adulto. Quindi le parole fino a un certo punto, ma se l'adulto è acceso, i ragazzi seguono quell'adulto, quell'allenatore, quel dirigente che lui sta facendo il lavoro. E Eh sì. quindi sono anche molto sereno. L'invito è rivolto a tutti, non tutti colgono, un po' alla volta attraverso il nostro passaparola, ma se noi siamo convincenti che è interessante per noi, allora diventa interessante per qualcun altro sicuramente. Quindi sono molto sereno su questo. La goccia continua, no? E Certo, anche essere convinti. Senti, l'ultimo passaggio che voglio fare con te è uno dei protagonisti di questo percorso, è anche un certo Dante. Comunque, certo, un certo Dante che, nonostante sembri tanto distante dal mondo dello sport, è invece uno sportivo vero. certo. Diciamo che Dante è stato un lavoro, questa mostra che è nata un po' a Verona e che sta girando per l'Italia. Tra l'altro in questi mesi si sta preparando un grande evento a Roma per il Giubileo, una grande mostra che contenga tutte le esperienze delle guide italiane che hanno fatto parte di questo progetto Dante Profeta di Speranza. È diventato abbiamo trasformato Dante, ma non tradendo il testo della commedia, in Dante atleta. Perché Dante ha dell'intuizione molto interessante, ma anzitutto sull'umano. Allora, se Dante ha delle intuizioni sull'umano, cioè sull'esperienza del cuore, dell'uomo, c'è tutta la dimensione sportiva, perché lo sport ha a che fare con il corpo e con la persona. E quindi le riflessioni che Dante fa sono perfettamente calzanti nel mondo sportivo, perché pongono una provocazione all'atleta, all'adulto che educa o all'adulto che non educa. Cioè, cosa vuol dire perdersi in cose di poco conto o cosa vuol dire invece andare dietro a qualcosa di grande, quindi vuol dire andare dietro una guida. Pensiamo nelle cantiche dell'inferno e il purgatorio di Virgilio e per eccellenza al paradiso con Beatrice. Quindi scopriremo anche quest'anno un'edizione molto speciale di Dante Atleta di Speranza nel 2025, quando ci sarà la realizzazione della mostra ad Esenzano, e quindi ne vedremo delle belle, perché sarà l'apice della dimensione umana e sportiva per Dante. Sì, si arriva in paradiso quest'anno dopo un percorso, quindi sarà Esatto, veramente l'apice. E possiamo già anticipare che qualcosa pubblicheremo anche su Sport di più in merito certo, a questo evento. Quindi mi piace ricordare questa cosa e è un onore sicuramente essere protagonista anche noi con la nostra rivista. Don, niente, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Insomma, abbiamo appena dato un'infarinatura perché altrimenti veramente avremmo dovuto prenderci una mezza giornata per continuare, ma poi, ripeto, come dicevi tu, lo spunto, la goccia può essere quella che accende, che dà un po' di anche curiosità alle persone. Quindi io ti ringrazio, ci vediamo sicuramente al Natale dello Sportivo e poi magari con l'anno nuovo cominciamo a programmare anche qualcosa di continuativo perché di queste piccole goccioline, come dicevamo prima, c'è sempre bisogno e quindi diamo un po' di continuità. Ti ringrazio, Don, per essere stato qui con noi. certo. Grazie, grazie a te Alberto, grazie a tutti.